Ritardo, quindi subito la parola al primo ospite. Come sempre per la nostra settimana, Max del Papa. Benvenuto ai nostri microfoni, Max. Scusaci per il ritardo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Max del Papa aveva scritto un po' di tempo fa: do tempo a Gino Cecchettin 2 settimane per apparire alla trasmissione di Fabio Fazio. Sei Sì, stato buon profeta, così come avevi pronosticato la candidatura. E questi, sì, diciamo, movimenti del signor Gino, la disponibilità, e poi appunto ieri è apparso al venerabile Fabio Fazio, e sta andando tutto, ahimè. Sei l'ultimo forse a compiacerti di queste tue doti divinatorie. E poi c'è anche due parole: se le femministe fossero coerenti, dopo aver devastato una sede di Provita, andrebbero a chiedere al signor Giorgino Cecchettin conto di certi tweet che a posteriori ha detto mi hanno hackerato, però non si sa. Sapete ma va. com'è? Donne 69 generose di culo. Tipo, adesso ti metto una mano nelle mutande. Certo che sì, sono alto, bello, erudito e soprattutto scopo da Dio, dimenticavo, sono anche umile. Sboro, mi fuoriesce sperma in lingua veneta e altre robe che mi aveva fatto venire in mente Bossetti, ma lì siamo veramente nel pessimo. Diciamo che forse la povera Giulia di maschi tossici in casa ne aveva più di uno. Ne aveva vicino Mm, più di uno. Max, a te la parola, ho già detto anche troppo. Prego. sì. No, ma io in realtà non sono stato un buon profeta in questo caso. Cioè, mi sono sbagliato perché io avevo detto 2 settimane, invece ci è andato dopo 2 giorni. E quindi vedi che sono stato troppo indulgente. E- ma insomma, questo qui, perché poi dicono mi hanno hackerato, ma non si hackerano, non si truccano i tweet di 2, 3, 5 anni fa. Poi, a parte questo, io sono propenso a credere che fossero veri per un motivo molto semplice. Se fossero stati falsi, Fazio gliel'avrebbe chiesto, lo avrebbe interpellato su questo in modo da dargli la possibilità di spiegare, di smentire, di accusare. Invece ha fatto finta di niente perché evidentemente c'era poco da... Lì si rischiava solo di impantanarsi. Quindi per me sono veri. Niente di che, cose infantili di uno di mezza età che faceva. Però ecco, la sinistra, Max, la gente, Max, scusami, fammelo chiarire perché eh, anche per me, cioè, non sono un moralista. Posso ma dirti la verità, no, io non conosco nessuno che faccia quelle robe lì, ma non perché siano robe, tra virgolette, tu l'hai detto, il cattivo gusto, sono anche ma un po' sì, ma non è disgustose. E niente. poi, chiaramente, nel contesto, le femministe hanno usato il corpo straziato della povera Giulia e adesso dovrebbero andare dal suo papà, perché anche lui è un esemplare di maschio tossico. Anzi, aggiungo, psicologia spicciola. Qualcuno potrebbe anche pensare che tutta la furia di Elena, la sorella di Giulia, fosse un transfert, cioè lei, sapendo che il papà era poco rispettoso delle donne con la mamma malata, ha trasferito il disappunto nei confronti del papà nei confronti di tutti i maschi in generale. Poi ho visto che ha denunciato, querelato il politico che l'aveva, è un venetone, Sì, democristianone, anche ex questa è Lega. ridicola sta storia. Sì, diciamo che anche lì ha dimostrato alla fine anche lei comunque fa parte del circuito in un certo senso. Prego, scusami. Ma questi puntano al soldo, che se vogliono querelare, ma insomma, questa ha querelato, cioè, questa c'aveva, si metteva le foto con la motosega, il crocifisso tatuato al contrario, le bafomettoli, le invocazioni. Un leghista, non mi ricordo neanche come si chiama, ha detto questi sono simboli satanici e lei ha querelato lui. Ma cazzo, cioè, non ho capito. E querelato di che? Da aver visto le cose che hai fatto tu. E qui siamo, faccio un discorso generale, è un paradosso, non è che le sto dando della, ma qui siamo al ladro che quando entri in casa e ti sta svaligiando casa, tu urli al ladro e lui ti querela. Ma che è sta roba?
Invece quanto al Papagino, era Papagino, adesso è Papagino, senza l'accento, no? E lui è diventato un predicatore alle omelie. Ma insomma, questi tweet, queste cose sono di per sé non hanno nessun peso, sono cazzatelle da mezza età, insomma, sappiamo che la mezza età può essere un periodo difficile, però diventano importanti quando poi senti uno così che predica, cioè uno che va da falsa e dire insomma gli uomini tutti colpevoli, tutti maschilisti, state attenti a quello che dite, ma tu dovresti stare attento a quello che dicevi, tu dovresti dire a questo punto sono stato io a dire certe cose, io incolpo intanto me stesso, invece questo non si incolpa, questo fa sparire i tweet, minaccia di denunciare chi li tira fuori, però incolpa tutto il genere umano maschile, troppo comodo, troppo facile, Papagino. E allora questi commentini un po' scemi diventano invece rilevanti, diventano importanti, non perché questo è un uomo che soffre, allora lo sciacallismo, vergognati tu, no, io sono uno che ragiona e quindi dico questi apparecchi qua diventano importanti perché questo è uno che fino a ieri non gliene fregava, non se ne importava niente del sessismo, del maschilismo, del patriarcato, anzi ci giocava sopra. Adesso va in televisione con dietro almeno un partito a dare le prediche a tutti quelli che farebbero quello che faceva lui. Stiamo attenti alle parole. Di fatto sono discorsetti molto leggeri, cioè non è uno che questo qui può avere una statura intellettuale, culturale, però sai, la sinistra ha sempre bisogno di figurine pop. C'aveva Sucamoro e Sucamoro la coperta di fango. C'aveva Zacchi l'egiziano, e Zacchi si è messo a fare tweet antisemiti a favore di Hamas. Adesso c'ha quello della Scala, il logionista che urla viva l'Italia antifascista, è già venuto fuori che questo è un provocatore poveretto di mestiere, un po' come Cavallo Pazzo a Sanremo, te lo ricordi Cavallo Pazzo? Max, scusami, il provocatore della Scala, ho letto l'intervista, ma da dove nasce la sua passione musicale? La mia famiglia aveva un loggione alla Scala. Allora, Sì. non è la famiglia di operaia di Pierluigi Pellegrini, di quel tizio lì. La sinistra è ben messa, direi. Ma come sempre, ma questo è un senz'altro parte. E naturalmente lo intervistano, ma è uno come Cavallo Pazzo, quello di Sanremo, no? Sì, Cioè, sì. è uno che quando si è sentito quell'urletto lì, viva l'Italia, tutti hanno detto subito è quello lì, perché lo conoscevano, no? E adesso c'è Papagino, Papa della sinistra. Purtroppo a me risulta che questo qui sia conteso da tutti, da sinistra a destra, e questo, al di là poi della situazione sua, della fondazione che vuole farsi fare, insomma, il fatto che questo qui, Papagino, sia totalmente condiviso e conteso da sinistra a destra, mi dimostra ancora di più che non ha più senso distinguere in ragioni di schieramento politico. Del resto abbiamo visto questo ministro politicamente un idiota, questo Valditara, che ha subito cercato di tirare in ballo la Paola Concia per fare la rieducazione gender nelle scuole. La rieducazione non è una cosa, la rieducazione sa molto di Corea del Nord. Il gender sulle scuole anche no, perché dei ragazzini di 5, 6, 7 anni non devono porsi il problema di essere omosessuali o fluidi più di quanto non debbano porsi il problema di essere eterosessuali. È tempo per tutto e la natura ha i suoi tempi. È escluso che una bestia, una belva come questo Filippo, che poi era morboso, era impotente, con la rieducazione di Paola Concia avrebbe rinunciato a scannare quella povera martire, e tutte le prediche, le militanze di Paola Concia, gli auto da fede del ministro Valditara,
le prediche di Papagino non sbattono un baffo ai ragazzi che girano oggi, i quali semmai si ispirano più alle vaccate dei trapper che vogliono tagliare la gola alla puttana, parapà, poi li chiamano a Sanremo in virtù dell'inclusione e dei buoni sentimenti, cioè tutta questa ipocrisia. Allora io vedo che dappertutto, che sia un Papagino, che sia un ministero, è virtualmente impossibile distinguere tra destra e sinistra. C'è un'agenda che non è più tanto l'agenda veramente di sinistra, è un'agenda che è sopra i partiti, perché quando io vedo che anche quelli di destra parlano della transizione green, bisogna mettere dentro altri 3 miliardi, allora io capisco che c'è un sistema che è quello dei Soros, quello degli eredi Ghetti, quello dei Bill Gates, quello delle BlackRock, quello della finanza globale, che paga tutti, li paga come li pagava nella comunicazione sull'obbligo vaccinale, li paga su questa truffa della transizione verde. E io mi ricordo, quel giornalista gira questa cosa per i social, che a uno di questi santoni ha fatto una domanda molto semplice. La cosiddetta transizione costerà 50.000 miliardi di dollari da qui al 2050. Quali sono i vantaggi che voi vi aspettate? E quell'altro non sapeva rispondere. No, perché, allora glielo ripeto, la transizione green costerà 50.000 miliardi di dollari da qui al 2050. In che misura voi pensate di abbassare la CO2? E quell'altro girava intorno. Allora glielo ripeto, dopo la quarta volta il giornalista, che era americano, non era italiano, ha detto non lo sa, vero? Lei non sa un cazzo e vuole farci spendere 50.000 miliardi per delle cose che lei non sa, non ha nessuna idea di che cosa, ecco. Cioè c'è un sistema che ha veramente pagato, sta pagando e sta omogeneizzando tutti, da destra e sinistra. Il Papagino, che deve essere candidato sia da Forza Italia, sia da Fratelli d'Italia, sia dal PD, sia da Europa Verde, è una dimostrazione piccola ma significativa, secondo me. Me lo ricordo quel filmato, peccato, scusate, sorella tosse non mi molla. Io non posso dimenticare che c'è stata una firma del Mucchio Selvaggio, rivista per quelli delle nostre generazioni, e mi permetto un'osservazione che è un po' personale, ma voglio condividerla con te, e non siamo distanti da da ciò che stiamo parlando. Funerali spettacolo, diretta televisiva, hanno cominciato credo alle 6-7 del mattino, eccetera. Io ho visto un altro su YouTube, li ho seguiti tutti, un'ora e rotti. Anche quelli per certi aspetti spettacolo, ma con una liturgia ben diversa. I funerali di Shane McGowan, il cantante dei Pogues, hanno cantato anche ci mancherebbe che qualcuno non cantasse. Per me era davvero qualcosa di forte, dai, come si diceva da ragazzi, veramente forte Shane McGowan. E lì ho visto veramente comunque l'unità delle persone, uno spirito davvero molto, molto profondo, molto vibrante, mentre purtroppo per la povera Giulia, a me, per quello che ho visto, ha dato l'impressione della messa in scena. Volevo... Beh, è un happening, certo, lì non c'era niente di spontaneo. Se si pensa che hanno chiamato addirittura i creativi e i registi della RAI e di Mediaset, cioè era tutto predisposto. Come fa a essere spontanea una cosa dove Papagino fa l'anticipazione di quello che dirà ai giornalisti, il prete, il vescovo dà l'anticipazione dell'omelia, poi ci sono quelli, voi mettetevi di qua, quelli di là, poi arrivano i VIP, poi arrivano le femministe, poi arrivano così. È chiaro che lì c'era tutto era un programma televisivo, era Sanremo. E questo, insomma, senza che nessuno abbia
Era Sanremo perché, e infatti poi la Rai si è vantata, dice abbiamo fatto il 30% di share. Che ti devo dire? Va così, ma va male. Speriamo che si possa ancora dire che va male, perché poi c'è questa cosa che, però quella è morta, appunto, e questo dovrebbe mettere tutto a tacere, no? Invece no, è proprio il contrario, siccome è morta non era il caso. Anche questa cosa, no? Quando dicono, è chiaro che questi tweet, questi contenuti sono attribuibili a lui, insomma, c'è un margine di... Allora dicono, no, è stato hackerato. E tutti si discutono perché è stato hackerato, se no. Ma invece io mi sono fatto una domanda. Scusate, ma hackerare questo qui che ha perso la figlia su robe di 5 anni fa, qual è il senso? Perché? Che servirebbe? Cioè, dov'è la consistenza di qualcuno che va a taroccare dei contenuti di questo qua risalenti a 2, a 3, a 5 anni fa? Per fare cosa? Non mi ha risposto a nessuno. Erano tutti lì che boom, andavano, no? Cioè ti pongono delle false prospettive e tutto il dibattito, che sia politico, che sia intellettuale, che sia via social, ti incanala verso quella strada lì, ma invece no, ci sono altre chiavi di lettura. Cioè, non è vero che siccome quella è morta si giustificava un funerale happening perché quella poverina è morta, è proprio il contrario, quella povera Cristo è morta e qui tutti hanno sciacallato, tutti ci hanno guadagnato su questa roba. La Cortellesi col filmino, quelli che vogliono andare in politica, la Rai, poi Mediaset che ha fatto concorrenza alla Rai, poi il clero, poi quelli, poi quell'altri, poi le omelie che mi buttano dentro, il patriarcato, Giulia, Leong, i migranti, i cambiamenti climatici. Chi ci guadagna in tutta questa melma? Questa è la domanda da fare. Certo, allora devo chiudere. Io preferisco ricordare Shem McGowan perché, scusa, abbiamo 10 secondi. Max, cosa aveva di così magico? Io ho visto addirittura per i suoi 60 anni il presidente dell'Irlanda andare a celebrarlo a teatro. Eh, Secondo te, non so se hai altri gusti, se apprezzavi o meno i Pogs, non sono certo un dogma, ma io so che li ho apprezzati tanto da giovane e li apprezzo anche adesso che non sono più giovane. Cosa aveva quella voce lì, quella voce così, così irlandese? Non lo so, io non era nei miei gusti, non era nelle mie tazze di tè, però Eh, posso immaginare il fatto che quella voce così irlandese, come dici tu, sia stata capace di rappresentare in qualche misura un momento, un'epoca, e quando queste voci poi diventano rappresentative, c'è poco da fare, muoiono e si muore un po' tutti con loro perché muore una parte del nostro passato certo, e quindi muoiono i nostri sogni, muore il ragazzo che eravamo, cioè può piacere o non piacere, però se uno riesce ad essere così emblematico di un momento della storia, bisogna pure prenderne atto. ti La ringrazio. grandezza di questi qua è questa qui. Allora, Ci, ringrazio Max del ci riescono in Papa. pochi, grazie a Eh, voi. ilfaro.it. Max, grazie davvero. Domani col direttore ci sei tu e Benissimo, quindi benissimo. iniziamo con la doppietta di Max del Papa, come sempre, la settimana con Radio Libertà. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Radio Libertà, oltre la pagina, come sempre la proposta musicale di questa trasmissione il lunedì si apre con Giorgio Gabber e poi si chiude il venerdì alle 11:30. Questa volta, adesso scusate, cambiamo completamente argomento, entriamo nell'economia con un nome autorevole come quello di Nicola Rossi, economista, insegna economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, è stato anche deputato e senatore. E ritorna ai nostri microfoni per parlare ancora di PNRR e soprattutto di patto di stabilità. Professore, benvenuto, bentornato e grazie per essere ai nostri microfoni. Grazie a voi. Allora, da dove possiamo partire? La sua posizione sul patto di stabilità piuttosto di un accordo mal concordato, mi bisticcio con le parole, piuttosto di un cattivo accordo, meglio nessun accordo sul patto di stabilità, e se non ho capito male la sua posizione è di rivedere un po', di prendere adottare delle misure transitorie e poi decidere dopo le elezioni europee, che tra l'altro non sono neanche più tanto lontane. E volevo partire però, professore, perché io mi ricordo benissimo che lei plaudì al governo e al ministro Fitto per come era stato gestito il PNRR. Piuttosto di prendere dei soldi e non saperli spendere, è meglio riorganizzare tutto. Alla fine l'Ecofin ha approvato le modifiche italiane e ha dato il via libera sia alla terza che alla quarta rata. Quindi l'hanno sentita, qualcuno l'ha ascoltata a Bruxelles, professore? No, qualcuno credo che abbia ascoltato le buone motivazioni del ministro Fitto, se ne sia, come dire, si sia reso conto della validità di un approccio di questo genere. Non credo che sia nell'interesse di nessuno, né dell'Europa né dell'Italia, vedere spesi malamente o peggio non spesi dei fondi. Quindi era nell'interesse di tutti arrivare ad una struttura del PNRR, diciamo, fattibile con dei risultati concreti, perché poi spendere siamo bravi tutti, diciamo, ma spendere bene non proprio. Ecco, su come stanno andando questi accordi, una partita a scacchi. Poi abbiamo visto adesso il ministro delle finanze De Maer, scusate, che sembra aver trovato un accordo con Giorgetti sul, diciamo, far rimanere costante quel regime di tolleranza. Uso parole mie, professore. Insomma, a me è sembrato che la Francia stia cercando di fare la mossa del cavallo. Come stanno andando? Come stanno proseguendo? E alla fine si va nella sua direzione, professore? È meglio rinviare, è meglio concordare norme transitorie, adottare norme transitorie e poi rivedersi quando gli equilibri sono stati ridisegnati? Guardi, io sono da sempre convinto che alla fine è molto probabile che un accordo si raggiunga, e questo perché la proposta iniziale della Commissione era talmente mal congegnata, diciamo, talmente debole per essere precisi, che ogni paese spera di poter trarre vantaggi da questa debolezza. E quindi, diciamo, alla fine ho l'impressione che troveranno tutti una modalità di accordarsi. Però quello che vorrei segnalare è che il sistema verso cui stiamo andando sembra essere ormai molto, molto, molto simile a quello che avevamo. Quello che avevamo non ci piaceva perché era inutilmente complicato, e sfido chiunque, diciamo, a mettere su un pezzo di carta il sistema che stiamo andando ad approvare, perché lo è almeno altrettanto, perché era arbitrario quello passato, c'erano grandezze chiarissime dal punto di vista teorico, ma molto complicate a tradursi in pratica, e questo accadrà anche nel sistema che probabilmente si andrà ad approvare,
c'era un'ampia discrezionalità nel vecchio sistema, per cui c'erano deroghe, trattamenti di favore e così via. E questo è forse ancora più evidente del sistema che potremmo approvare a breve. Quindi francamente diciamo una discussione durata mesi, cominciata, ripeto, con una proposta della Commissione straordinariamente debole, che quindi ha indotto paesi come la Germania, io credo molto comprensibilmente, a dire scusami, sai, per favore, qualche parte mi puoi mettere dei paletti in maniera che così non corriamo eccessivi rischi. Alla fine diciamo stiamo per generare una cosa molto simile a quella già osservata in passato, che produrrà gli stessi problemi di quella osservata in passato. Io continuo a pensare che se rinviassimo il tutto a dopo le elezioni europee e quindi chiedessimo alla nuova Commissione di varare una nuova proposta, dopo che in campagna elettorale si fosse discusso anche di quali regole vogliamo, forse non sarebbe una cosa saggia, ma la realtà dei fatti è che penso sia proprio questa, cioè nessun paese vuole trovarsi in una campagna elettorale a discutere delle regole della governance europea. E la Germania, che continua a occupare un ruolo tattico, strategico rilevante, però sta vivendo una situazione, mi sembra, con pochi precedenti, anche la disoccupazione, il PIL che non cresce, la litigiosità politica interna, lo shock della guerra ucraina, no? Visti i rapporti che c'erano soprattutto per quanto riguarda la fornitura energetica, lo sappiamo tutti, tra Germania e Russia. Cosa può provocare, cosa può cambiare questa posizione sempre comunque immanente ma non più forte? Cioè, qui non abbiamo un forte che comanda, qui abbiamo uno che comanda in virtù ancora del nome. Ma dall'altra parte bisogna dire la verità, non ci sono dei cavalli particolarmente di razza, se si può dire, particolarmente veloci, mi sembra. Cioè, tutti hanno i loro problemi, forse addirittura l'Italia è quella che sta meno peggio. No, non credo che ci sia nessuno in questo momento, come dire, che guidi, ma questo non solo perché la Germania ha i suoi problemi, anche perché è difficile trovare sulla scena europea, parlo della Francia, parlo della Germania, parlo dell'Olanda, del Belgio, parlo della Spagna, paesi che abbiano leadership forti tanto da poter guidare il resto dell'Europa. Ecco, qui io permettetemi solo di fare un piccolo inciso, ma guardate che il caso della Spagna è straordinario. Ma come si può chiedere al ministro che è incaricato di condurre le trattative sul patto di stabilità di candidarsi alla Banca Europea per gli investimenti? È un conflitto di interessi megagalattico, diciamo, no? Che veramente in qualunque altra situazione avrebbe dovuto indurre il governo spagnolo a candidare qualcun altro, ma certo non appunto chi ha condotto la trattativa sul patto di stabilità, perché è fin troppo evidente che anche le persone dotate delle migliori intenzioni finiranno per trasformare la discussione sul patto di stabilità anche in una discussione su chi è il prossimo presidente della Banca Europea degli Investimenti. Quindi da questo punto di vista veramente il governo spagnolo ha dato un esempio pessimo, diciamo, di comportamento. Ma a parte questo aspetto, ripeto, io ho la sensazione che comunque però una riforma contro la Germania o contro la Francia onestamente non sia possibile. Nel caso dell'Italia naturalmente noi non abbiamo la possibilità di imporre una nostra lettura delle cose, questo è nei fatti, perché la situazione del debito, diciamo, lo rende difficile, rende molto difficile. Non che la situazione economica italiana sia precaria, assolutamente, diciamo, credo che le agenzie di rating e i mercati abbiano testimoniato abbastanza, diciamo, che non c'è nessuna preoccupazione per quanto la situazione italiana, per la situazione italiana. Però ci può fare con un debito al 140% del prodotto, è chiaro che, come dire, diciamo, siamo vulnerabili sotto molti punti di vista, no? Quindi ripeto, l'accordo probabilmente si troverà
ma non potrà essere né contro la Germania né francamente contro la Francia, diciamo. Quindi sarà un compromesso, ma come mi dicevo prima, la mia, diciamo, preoccupazione è che alla fine, più che un compromesso, ci si accordi su un sistema che contiene logiche diverse. La logica della proposta iniziale della Commissione e la logica dei parametri fissi della Germania. Quando si fanno cose pasticci di questo genere, poi alla fine se ne pagano le conseguenze solitamente. Anche perché, professore, c'è questa continua disomogeneità, no? L'abbiamo trovata anche nelle parole di Draghi, lo ha scritto anche lei, lo ha detto anche lei in una bella intervista su Italia Oggi nei giorni scorsi alla collega Ricciardi. Il fatto che per esempio l'Europa ha la moneta comune ma non ha politiche fiscali omogenee tra i vari paesi, non ha nemmeno un esercito comune, il che renderebbe più facile poi le decisioni, per esempio su quello che succede in Ucraina, sugli aiuti all'Ucraina. Quindi abbiamo un'Europa quasi un dogma che ci viene imposto, lo dice l'Europa è bella, l'Europa è forte e l'Europa è irrinunciabile e inevitabile, però poi nei fatti l'organismo, il sistema Europa direi che è debole, no? È fragile, non ha una composizione omogenea tale per cui si possa arrivare a quello che diceva lei, con soluzioni che siano condivise, che siano proficue, soprattutto prima di tutto per l'insieme Europa. E allora ne approfitto anche, lei cosa ne pensa? Mario Draghi si dice in procinto di diventare lui presidente di commissione. È plausibile? Cosa può Posso cambiare? dirle, Cosa può diciamo, che succedere? non riesco a intravedere, nessuno discute i meriti e la statura di Mario Draghi ovviamente, ma non riesco a intravedere la logica. Stiamo per andare a delle elezioni europee. Queste elezioni europee genereranno, io presumo, diciamo, un Parlamento e quindi daranno luogo, come dire, ad una maggioranza parlamentare che poi naturalmente, diciamo, con l'intervento dei singoli Paesi membri genererà in qualche maniera una commissione. Io ho l'impressione, diciamo, che questa cosa qui avrebbe senso se Draghi decidesse di candidarsi al Parlamento europeo oppure decidesse di fare politica attiva in vista delle elezioni europee. Altrimenti, diciamo, io non credo che l'Europa abbia conosciuto, come dire, governi tecnici. In questo senso, diciamo, Draghi dovrebbe essere l'espressione di una specifica maggioranza, ma non so quanto lui stesso voglia trovarsi in una condizione di questo genere. Diciamo, mi sembra una proposta che oltretutto avviene con tanto anticipo rispetto alle elezioni europee da essere in realtà più una ipotesi buttata lì così che non invece una qualche cosa realmente solida. E del resto non è un caso, credo, che Draghi giustamente, molto saggiamente, abbia assolutamente detto di non essere interessato. Assolutamente. Professore, siamo alle conclusioni. Io allora la ringrazio per la sua disponibilità, mi auguro di averla presto nuovamente a questi microfoni, ringrazio Nicola Rossi e risentirci. Grazie a voi, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Il 2023 è un anno di Lega al governo, risultati e traguardi, scarica il libretto, un vademecum per gli appassionati di politica, per avere un quadro riepilogativo
per avere anche gli argomenti documentati e certi, quando magari, questo penso valga per tutti, l'appassionato, ma anche il militante, no, in sede, se poi magari perché c'è sempre il bastian contrario, dici: "No, guarda che è stato fatto questo", eccetera. Pardon, ma sorella Tosse ogni tanto, anzi, ha deciso l'amata sorella Tosse. La sorella Tosse e le cugine Tonsille che sono malconce. Allora, cosa non si fa per il pregiato e stimato pubblico di Radio Libertà? Si lavora con il sacrificio della propria stessa salute. Irriconoscenti, vi vedo, credete voi che io non vi veda. Sto leggendo Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, e anche secondo sintassi. Il sito è legaonline.it, scritto legaonline.it. Vi ho appena citato il libretto, cioè tutte le cose, sono tante cose che si possono fare, consultazione, calendario feste, appuntamenti con la Lega, e naturalmente anche uno molto importante, che è il tesserarsi per la Lega. È molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, quindi vi verrà richiesto il codice fiscale, altri dati, e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono Poste Italiane, noi consigliamo ampi, profondi, calorosi, accalorati gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutto il resto, la tessera Lega Salvini Premier. Non è finita, perché poi c'è anche il 2 per 1000, vale a dire il gesto di autocoscienza civica, soldi nostri, lo Stato vorrebbe tenerseli, noi però abbiamo questa chance, digli in che direzione spenderli. In questo caso noi Segui la Lega consiglia ovviamente un indirizzo politico, quello del partito di Matteo Salvini. 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse e 3 invece il numero perfetto. Adesso andiamo a vedere se ci sono uscite aggiornate. Sì, vedo un 10-12 super part. No, domenica l'abbiamo già passata, siamo l'11, quindi chiedo scusa, chiedo bene. Non ci sono aggiornamenti utili per il momento per quanto riguarda le uscite dei protagonisti della Lega, vale a dire i politici, quindi per Segui la Lega, Sassufi. Possiamo chiudere e mandare la sigla di chiusura di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori No, e c'ho inizia i miei quello sondaggi. delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero No, delle c'è Poste problema. e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Proseguiamo sempre Radio Libertà, oltre la pagina. Siamo con l'appuntamento pressoché quotidiano con i sondaggi. Qui abbiamo un fonte Eumetra. Abbiamo Fratelli d'Italia 28,5, PD 19,3, 5 Stelle 16, la Lega è al 9,4, Forza Italia al 7,5. Abbiamo anche un dato Istat, il commercio al dettaglio, ottobre 2023. Si stima per le vendite al dettaglio una crescita congiunturale dello 0,4 in valore e dello 0,3 in volume. Sono in aumento le vendite dei beni alimentari, come pure marginalmente quelle dei beni non alimentari. Nel trimestre agosto-ottobre del 2023, in termini congiunturali,
le vendite calano sia in valore sia in volume, le vendite dei beni alimentari crescono in valore più 0,3, calano in volume meno 1,0, mentre le vendite dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume. Produzione industriale a ottobre 2000, sempre dati Istat, a ottobre 2023 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,2. Anche nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione diminuisce dello 0,2 rispetto ai 3 mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per l'energia più 1,5, per i beni di consumo più 0,4. Diminuiscono invece i beni intermedi meno 0,4 e strumentali meno 0,5. E quindi direi che allora non siamo in condivisione, vero? Perfetto, quindi posso togliere tutto e posso andare ai convenevoli formulaici. Abbiamo 3 minuti e quindi vi ricordo che siete in simultanea con Radio Libertà e la trasmissione, facciamole un applauso di incoraggiamento. Senti che robe incredibili. Eccoci qua. Oltre la pagina, in simultanea quando sono scoccate le 11:27, insieme al giovine, dico sempre Federico, ormai sarà Federico per sempre, Alessandro Pirola, ottimamente sulla torre di comando in regia tecnica, tranne quando mi porta via la tastiera. L'ho tempestato di insulti perché per motivi tecnici, per lavoro, non per dispetto. Sono giornate un po' così. Quando sto poco bene io sono più incazzoso del solito, ma non credo sia una cosa normale. Allora, ma questi sono fatti miei. I fatti vostri invece è sapere che entrambi, cioè Alessandro e il sottoscritto, siamo sospesi a 145 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 6,2 esterni, 60% l'umidità, la pressione è 1014,1 millibar la pressione. Come sempre l'abbraccio anche in questi giorni tristi, parlando in termini di salute fisica. L'abbraccio non è meno forte la signora Adriana Angela, Carmela e Clotilde, loro ci seguono, ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà si dice che campi fino a oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Ma non è finita, potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della Radio DAB, oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni iOS e Android, e quindi con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ne saremo riconoscenti, e poi Far TV, eccetera, eccetera, eccetera. Chi ne ha più ne metta. Twitch, il social di ultima generazione, e poi ancora cosa manca? Il profilo Facebook, molto molto valido per orientarvi in mezzo alla programmazione di questa radio, e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Direi che se su qui possiamo andare all'intervallo. Riprenderemo parlando del ritardo, del gap che c'è da parte delle piccole e medie imprese italiane nei confronti della sicurezza informatica. Lo faremo con Alessandro Curioni sulla scorta di un'indagine che è stata svolta nei mesi scorsi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, siamo in collegamento Skype con Alessandro Curioni, esperto di cyber security, che è stato anche direttore scientifico di una ricerca svolta su un campione di 800 aziende con la collaborazione del gruppo Cerved, che è una piattaforma dati e analisi, e di Clio Security, sicurezza informatica appunto. E lui, lo ripeto, ribadisco, è stato direttore scientifico, e quindi abbiamo una panoramica. Io ho detto del gap perché leggendo i dati sono rimasto un po' sorpreso. Pensavo, di solito le PMI sono dinamiche, quindi sono in corsa con i tempi. Qui invece sulla cyber security si riscontrano dei ritardi decisamente, e ne parliamo subito. Benvenuto Curioni, grazie per essere qui in collegamento Skype peraltro. Grazie a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto c'è un dato, no? Il fatto di essere convinti in modo abbastanza, con una sorta di autoanalisi, no? Convinti, il 75% sono convinti di essere al riparo, e questo significa che se succede qualcosa, un guasto, un attacco informatico eccetera, viene attribuito non alla mancanza di prevenzione ma magari alla sfortuna, volgarmente detta sfiga. La sto riassumendo con parole mie, però non è così. Ci sono tante situazioni che si possono adottare proprio per prevenire. Ne abbiamo parlato tante volte proprio con lei, tra l'altro. Allora, a lei la parola. Allora, la sensazione o meglio, in questo caso non è più una sensazione, prima era una sensazione, adesso invece possiamo dire che abbiamo dei numeri che supportano la sensazione tale per cui le nostre piccole e medie imprese, che sono state indotte, spinte a adempiere alla conformità rispetto al regolamento sulla protezione dei dati, il famoso famigerato, si potrebbe dire, GDPR, si siano convinte che, essendo formalmente a posto col GDPR, allora sono a posto anche con il tema della cyber security. E purtroppo non è così. Non è così perché poi, quando si passa dalla domanda lei pensa che che la sua azienda adotti misure adeguate in materia di protezione dei dati, e si va nel dettaglio di quello che poi le PMI fanno, scopriamo che il 72% non ha mai fatto e non farà corsi di formazione in materia di prevenzione dei rischi cyber e quindi dei rischi di sicurezza informatica, che soltanto il 30% nell'ultimo anno ha verificato la sicurezza dei suoi sistemi informatici, e che 1 su 5, mal contata, adotta quella che è l'autenticazione a 2 fattori, quindi la password più il token numerino che ci arriva sul telefono via app o via SMS per i propri utenti. Alla prova dei fatti, come dire, se da un lato io penso di essere tranquillo perché qualcuno forse mi ha fatto credere, mi ha fatto pensare che una volta che abbiamo risolto il problema della protezione dei dati personali abbiamo risolto anche tutto il resto, purtroppo non è così. E questo purtroppo avviene in un momento molto particolare. Perché dico un momento molto particolare? Perché nei prossimi 12-14 mesi diventeranno applicabili 2 normative europee che sono note come la direttiva NIS2, che si occupa della sicurezza cibernetica delle cosiddette infrastrutture critiche, quindi acqua, luce, gas, ospedali, pubbliche amministrazioni, eccetera, eccetera, e il regolamento DORA, che si occupa invece di elevare i livelli di resilienza cibernetica per l'intero sistema finanziario. Ecco, in entrambe queste 2 norme ci sono interi articoli di legge, fondamentalmente, che puntano al tema della sicurezza della catena dei fornitori, la cosiddetta supply chain, e i destinatari, cioè fondamentalmente grandi aziende sia del sistema finanziario ma anche di diversi settori merceologici, sono responsabilizzate sul tema di garantire che i fornitori
siano adeguatamente cyber security. E qui arriva il problema, perché in quelle filiere dei fornitori ci sono migliaia o decine di migliaia di PMI a cui sarà chiesto di dimostrare che sono effettivamente sicure dal punto di vista cyber. E sarà un grosso problema, quindi il problema si sposta adesso, per meglio dire, non è più un problema, guarda che se ti attaccano potresti subire dei gravi danni, il problema diventa anche una perdita di competitività, perché? Perché sarà più difficile riuscire ad accedere a determinati appalti pubblici, perché sarà più difficile riuscire a entrare negli albi fornitori di grandi aziende, e questo ovviamente si ripercuoterà o potrebbe ripercuotersi pesantemente sul quello che è il core business, no? L'attività principale delle nostre PMI. Quindi abbiamo da un certo punto di vista poco tempo e il rischio è quello di una rincorsa poi che dovremo fare nel giro di 10 mesi, 6 mesi, e quindi tutto quello che non abbiamo fatto in 10 anni ci dobbiamo concentrare per farlo subito. Questo è secondo me il dato che emerge da questa ricerca, che è una ricerca che vuoi per i partner, che sono tutti partner che hanno a che fare con il mondo delle PMI, perché parliamo di Clio Security, che è un'azienda specializzata proprio nell'analisi della filiera dei fornitori e della cyber security delle PMI, parliamo di Cerved, che ha probabilmente, se non la più grande, una delle più grandi basi dati da cui pescare un campione statistico, peraltro molto significativo perché sono 800 aziende, e Grenke, che è una società che è specializzata nel noleggio operativo a lungo termine proprio per le PMI e conta tra le PMI 260.000 clienti. Quindi stiamo parlando degli attori che in qualche modo conoscono bene questo mercato, e quindi la situazione onestamente mi pare piuttosto critica per il futuro. Chiedo, il fatto che sia stata svolta questa indagine così seria e impegnativa, comunque significa che l'indagine presiede comunque all'intenzione di porre rimedio, cioè alla base c'è un'intenzione seria, ci sono anche i fondi del PNRR, perché mi sembra che vadano anche in questa direzione in gioco, che possono in qualche modo aiutare? Allora, probabilmente sì, sicuramente sì, qualcosa, ovviamente non c'è per tutti, questo credo che sia nei numeri, voglio dire, PMI italiane sono l'85% del nostro PIL, sono centinaia di migliaia, con problemi diversi e strutture diverse. Sicuramente dal lato di chi ha commissionato questa immagine c'è l'intenzione di presentarsi sul mercato proponendo delle soluzioni a queste PMI che per loro siano accettabili da un lato e accessibili dall'altro. E terzo, ma non meno importante, noi vorremmo con questa ricerca anche sensibilizzare le grandi aziende perché si facciano parte proattiva, mi faccia dire, io vorrei che si mettessero una mano sulla coscienza e una mano sul portafogli. Quello che intendo dire è che inevitabilmente le PMI dovranno spendere dei soldi, dopodiché se vengono strangolate sul fronte dei ricavi non si capisce come possano stare in piedi. Quindi è un po' tutto il sistema che deve reagire. Quello che io temo è che poi diventi una corsa disperata contro il tempo, cercando di arraffazzonare in qualche modo delle soluzioni. Questa potrebbe essere la cosa peggiore, perché in realtà sposterebbe semplicemente il problema, ma non lo risolverebbe. Quindi è proprio il sistema in questo caso che si deve mettere in moto. Non si può scaricare tutto sulle PMI dicendo adeguatevi, ma dall'altra parte ci deve essere sicuramente dalle parte delle PMI una presa di coscienza che la protezione dei dati personali e la conformità a una norma non è la cyber security, sono due cose completamente diverse, cioè completamente, molto diverse, diciamo, non completamente. E quindi devono anche loro iniziare a ragionare immaginando che quelle tecnologie che loro pensano stiano dentro il computer che utilizzano, lo smartphone che utilizzano, in realtà oggi si trovano in quasi tutte le componenti industriali, catene di montaggio, linee di produzione, oggetti che stanno dentro le aziende, e anche quelli ormai sono informatizzati, anche quelli sono oggetti che stanno in rete, e quindi
fare questo salto logico, cercando di capire che quando si parla ormai di sicurezza cyber non si tratta più di dire oddio mi hanno crittografato il computer, no, ma mi hanno bloccato la linea di montaggio o mi hanno bloccato la linea di produzione o mi hanno bloccato il mio magazzino e non riescono più, la merce non esce più, allora il problema diventa un pochettino diverso. E stavo riflettendo, no? Questa realtà, in realtà, raddoppio bisticcio di parole, non, come dire, non cade, come non viene dal nulla. Credo di poter dire che rifletta una realtà più diffusa, perché personalmente io sono rimasto anche abbastanza sorpreso, un pochino nel mio piccolo, conosco insomma il mondo delle PMI e se sono forti le PMI italiane, no, ad onta di pressioni fiscali, eccetera, burocrazia, eccetera, 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 è proprio perché sono veloci, rapide, pronte ad aggiornarsi. E quindi quando leggo che il 45% non ha effettuato verifiche sulla cyber security, sono avvilito, perché per conto mio, una visione comunque sommaria sulla quale si può discutere, le PMI rappresentano la parte più, tra virgolette, progredita, non è il termine giusto, più dinamica, più avanzata della composizione sociale italiana, secondo me. Tra l'altro i risultati dicono che non sto dicendo delle fesserie. E se loro sono così in ritardo, mi viene da chiedere, dottor Curioni, immaginiamoci gli altri. E già che ci sono, appunto, immaginiamoci gli altri, le chiedo, lei è rimasto sorpreso, deluso, se l'aspettava questi esiti che sono emersi da queste indagini, da questa ricerca? Allora, diciamo che mi aspettavo che la situazione fosse critica. Onestamente facevo un pochino fatica ho fatto un po' fatica a entrare nell'ottica che fosse critica per queste ragioni, cioè fosse critica perché nella testa delle PMI è maturato l'idea di dire, allora, mi hanno fatto spendere dei soldi per la protezione dei dati e mi hanno detto che dovevo quelle cose qui, e quindi la protezione dei dati in realtà mi protegge tutti i miei dati. Da un lato fanno confusione tra la reale gestione della sicurezza e il fatto di essere conformi a una norma. Essere conformi a una norma implica anche una grossa quantità di carta, okay, di cui devo disporre. E dall'altra parte invece gestire un rischio che è un rischio per la tua impresa, che sono due cose completamente diverse. Adesso uscire da questo paradigma, protezione dei dati uguale cyber security, allora se sono conforme al regolamento sono a posto, non è facilissimo, perché richiede all'imprenditore uno sforzo non banale dal punto di vista proprio mentale. E quindi ritorniamo a un tema che poi è culturale, no? Cioè, noi abbiamo patito quello che per molti anni è stato un analfabetismo digitale e il suo figlio legittimo è questo analfabetismo in materia di cyber security. Cioè è un po' una cosa che si trascina, ma è una roba che viene, come diceva lei, da molto lontano, cioè non è che è maturata così come un fungo dopo un temporale la mattina successiva. Arriva da decenni di carenza di cultura in materia di tecnologia e dell'impatto che la tecnologia ha sulle attività produttive e sulle singole persone anche. Noi stiamo assistendo adesso a un altro salto rappresentato dall'intelligenza artificiale che purtroppo per noi si va ad accumulare su questa carenza culturale e quindi ci appare ancora più distante. Noi non comprendiamo le implicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di cosa potrebbe determinare nel tessuto delle PMI, però siccome tutti vanno lì e allora tutti quanti seguiamo l'onda, dopodiché ci troveremo in una situazione in cui il rischio al posto di ridursi aumenterà. Perché? Perché è un'altra tecnologia che entra nelle nostre aziende, è un'altra tecnologia di cui se ne avrà una scarsa comprensione, è un'altra tecnologia che, come tutte le tecnologie, presenta grandi opportunità e rischi di pari dimensioni. Sembra che ci sia anche
un ritardo culturale, beh, è anche scontato dirlo. Si vive la realtà informatica, cioè quando arriva, faccio un esempio, quando arrivano le nuove tecnologie, anche quando arriva la prima informatica, i primi computer, parto dal Commodore, eccetera, venivano viste come opportunità. Nel momento in cui sono entrate anche nel lavoro, nella burocrazia, anche quella di Stato, pubblica, eccetera, mi sembra che venga subita la cyber security, in generale anche questo mondo informatico. Tutti diciamo contenti quando si tratta di sparare le proprie stupidaggini sui social, poi però quando ci sono da prendere in considerazione una coesistenza che la nostra vita ha. Io mi ricordo fin dall'inizio, no? Lei ha sempre insistito molto, guardate che quando andate su internet, voi pensate di non essere visti, in realtà siete visti siete visibili da tutti, cioè non è, sono un po' di anni che la intervisto, dottor Curioni, e mi sembra, sì, ci sono i giovani che ormai sono nativi digitali e quindi loro vivono quasi senza neanche accorgersene questo rapporto con il mondo digitale, con la tecnologia, però gli altri, anziché, mi sembra, sforzarsi di capirne l'opportunità, le accettano come se fosse la tassa, come se fosse il vaccino, visto che torna ad andare di moda, eccetera. In questi anni non si è riusciti a... Forse sono venuti meno anche gli investimenti. In giro mi sembra che c'è sempre il gap tra chi ha strutture obsolete e chi ha invece i ritrovati più moderni. Mi sembra, questo è un'osservazione mia spannometrica, ma mi sembra che ci sia sempre di più differenza tra chi dispone appunto di mezzi ormai antidiluviani e chi invece ha quelli più moderni. A segno ulteriore di come la cultura nei confronti del mondo informatico e delle nuove tecnologie non sia stata portata avanti, non abbia a monte una spinta omogenea. Sì, diciamo che il tema si dice cosiddetto digital divide, cioè il fatto che ci siano pezzi del mondo, pezzi della società che hanno accesso a certe tecnologie e pezzi enormi che invece, come diceva giustamente lei, stanno lavorando con sistemi antidiluviani o non ce li hanno affatto questi sistemi, è uno dei grandi temi. Dopodiché io mi occupo di cyber security, che è un po' quello che è la mia professione ormai da tanti anni, e culturalmente, ripeto, lei sa, tante volte ne ho parlato, il tema è la cultura e si ritorna sempre indietro, no? E dice, e allora il tema è la scuola. Il tema è la scuola, il tema è l'istruzione, e lì ancora noi siamo esattamente dove eravamo 20 anni fa. Non ci siamo mossi che di qualche centimetro, voglio dire. C'è proprio una difficoltà spaventosa nel fare in modo che tutto il tema della tecnologia venga affrontato, ma non soltanto da un punto di vista, come si suol dire, delle discipline STEM, allora la matematica, la fisica, no, ma proprio come elemento che fa parte della nostra cultura e della nostra società. Cioè dobbiamo interpretare la tecnologia, capirne il senso ancora prima che saperla usare. Se io non capisco che vivo immerso in un mondo che è pressoché totalmente digitalizzato, se io non capisco che al di là di uno schermo dentro la rete, io lì esisto in qualche modo sotto forma di dati, di stringhe alfanumeriche, se io non riesco a fare questi passaggi, e poi diventa tutto più difficile, è tutto terribilmente complicato, è per quello che si parla di cultura, perché è un insieme di cose che ruotano attorno alla tecnologia, che ormai è talmente pervasiva che veramente sta diventando in molti casi trasparente, cioè noi non siamo neanche consapevoli di avere oggetti tecnologici, lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, termostati, impianti di allarme. Noi non siamo neanche consapevoli che quando saliamo in macchina saliamo su uno smartphone che ha 4 ruote.
Ecco, se non riusciamo a capire queste cose, è evidente che poi, come diceva lei, poi difficile, no, è difficile andare avanti. E questo purtroppo è un problema con cui noi ci scontriamo quotidianamente. Noi, intendo dire noi esseri umani, poi vabbè, l'Italia probabilmente su tante cose è più indietro degli altri. Però anche nel resto del mondo questo problema esiste, perché non è che il problema della cyber security è un problema italiano e gli altri invece vivono in un'isola felice. Certamente. Per il momento chiudiamo qui salutando e ringraziando Alessandro Curioni, ripeto, esperto di cyber security e direttore scientifico di questa ricerca del gruppo CERVED. Grazie e di Clio Security. Grazie ancora, a risentirci a presto, dottor Curioni. Grazie a lei e buona giornata a tutti. Allora, togliamo la condivisione e partiamo con la sigla dei genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salottoli 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 21° giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti lunedì lunis 11 dicembre anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia. Il genetriaco di Carlo Ponti, il produttore cinematografico. Allora, se un film ha successo è un affare, se non ha successo è arte. CP lo chiamava la moglie Sofia Loren, lui era milanese. Un attore molto amato in Francia, Jean Marais, e poi lui era amante di Jean Cocteau, tra le altre cose. I due formarono un sodalizio sentimentale e artistico davvero notevole, anche perché erano anni in cui l'omosessualità dava scandalo. Poi dava scandalo essere dissenzienti, come è successo a Solzhenitsyn, arcipelago Gulag. Personalmente non mi ricordo più se ho letto, so che di aver letto Una giornata di Ivan Denisovich. La lessi esattamente nello stesso periodo in cui avevo cominciato, da poco, era inverno comunque, a lavorare in fabbrica, era inverno, faceva freddo, e tra le giornate dei Gulag e le giornate in fabbrica, mentre leggevo pagine splendide, scrittura, i russi si dice, grandissimi, mi sembrava di vivere dentro le pagine una giornata di Pierluigi Pellegrini in fabbrica. Che tristezza, purtroppo non sono stati anni. Comunque sicuramente una delle figure più rilevanti del secolo scorso. Lui è morto nel 2008. Un disegnatore che ha segnato un'epoca, un maestro, un grande, John Buscema, di origine sicula, maestro della Marvel. Il suo Conan il Cimmero originariamente, poi è diventato Conan il Barbaro, prima ancora di diventare famoso per le interpretazioni dell'attore austriaco, era già famoso per il romanzo, ma anche poi per il fumetto, un gran fumetto anni 70-80. Poi ha disegnato anche un altro personaggio molto amato, almeno io ho amato molto, Silver Surfer della Marvel. Jean-Louis Trintignant,
scomparso lo scorso anno, celeberrimo attore francese, una gloria francese. In Italia è molto ricordato per uno dei film seminali della cinematografia italiana, della commedia all'italiana, vale a dire Il Sorpasso. Poi ha vinto un Oscar, una nomination, un Oscar, Rita Moreno, che lei si chiamava Dolores Marcano, di origine portoricana. L'Oscar l'ha vinto, se non sbaglio, per West Side Story. Poi ebbe un ritorno di fiamma negli anni 80 con Jane Fonda dalle 9 alle 5, orario continuato, che poi ebbe anche una riduzione televisiva. Joe Staiano, il primo trans ufficiale italiano, scrittrice, giornalista, attrice. Poi un pensatore di destra, ci sono i soliti, quelli anche, mi ricordo, al Salone di Torino, gli hanno dato del fascista, leggetelo almeno prima. Alain de Benoit, ma leggete anche solo le interviste prima di essere così imbecilli. Comunque non sempre i ribelli possono cambiare il mondo, ma mai il mondo potrà cambiare i ribelli, ha detto Alain de Benoit. Formidabile la risposta a una domanda provocatoria della giornalista dello Stampa che lo intervistò. Devo dire, poi alla fine ha messo un'intervista piuttosto onesta. Gli chiese di parlare della sostituzione etnica, ne aveva parlato forse un po' a sproposito nei termini, non nella sostanza. Il ministro Lollobrigida, lui è stato gelio, ha detto: e vada a vedere a Parigi se non quel che cos'è la sostituzione etnica. Gianni Morandi, Scende la pioggia, da Monghidoro. Sani Gesualdi, Nanetti, Uguaglio, Quelli della notte, il grande Nino Frassica. E poi giochiamo in casa con la leghista sanremese Sonia Viale, un nome storico della Lega. Possiamo chiudere. Ringrazio Alessandro Pirola valentemente sulla tolla di comando e regia tecnica. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguire codesta trasmissione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Strapparti via dal mio cuore e stirparti dalla mia mente. Vorrei schiacciare i ricordi, soffocarli lentamente. Mi basterebbe spegnerti, non ho più voglia di questo amore, ti sparì. Ho riavuto tutti i miei sogni, gettandone via uno, quello in cui io ti sorridevo. Ho riavuto tutti i miei sogni, gettandone via uno. Vorrei rinchiuderti per sempre con gli oggetti che non uso più. Vorrei lasciarti alle mie spalle, perdere le foto dove ci sei anche tu, ma non ho bisogno di ucciderti, è solo la fine di questo amore, ti sparì. Gloria!